tragedia a Santa Lucia di Piave, una bimba di appena 3 anni muore per una crisi respiratoria dopo un attacco epilettico, disposta l'autopsia, la disperazione del papà. Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga, percepiva il reddito di cittadinanza. Lo dice un articolo del settimanale Oggi, in edicola domani. Per il suo legale il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi scorsi. Dopo la scoperta di altri 3 casi di positività all'ex caserma Serena, oggi è il giorno dei tamponi per 350 tra migranti e operatori. L'esito in serata ha scongiurato il rischio di tensioni e rivolte. Un centro estivo di Bassano è stato chiuso ieri a causa di un piccolo focolaio di coronavirus. Tutti i contatti stretti sono stati isolati e ora si attendono gli esiti dei tamponi. Giunte in Italia con i barconi carichi di immigrati, 15 giovani nigeriane sono state costrette a prostituirsi per pagare le spese di viaggio a 2 connazionali. La squadra mobile stronca la tratta delle schiave del sesso. Caldo torrido e afa in tutto il Veneto tra venerdì e sabato, previsto il picco fino a 36 gradi che a causa dell'umidità saranno percepiti con ancora maggiore disagio. Un'ex imprenditrice vicentina in sella alla sua bici percorrerà il perimetro dell'Italia per raccogliere fondi in favore di un'associazione che collabora con il San Bortolo, la scelta dopo la scoperta di un tumore al seno. È entrato nel vivo da oggi il Festival di Arte Magica Treviso con lo spettacolo della felicità che domani sera sarà trasmesso sulla nostra emittente alle 21:15, venerdì e sabato, altre 2 prime serate all'insegna della magia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca e con la tragedia che si è consumata a Santa Lucia di Piave, dove ieri sera è morta una bambina di appena 3 anni, sembra per un attacco respiratorio derivante da crisi epilettica. Il racconto disperato del papà. Abbiamo trovato che non rispondeva, abbiamo chiamato l'ambulanza, insomma, e è arrivata l'ambulanza, dopo è andata così. Papà Anthony ripercorre così le sequenze di una serata tragica in questa abitazione al civico 10 di via Gramsci, una manciata di case poco distanti dal centro di Santa Lucia. Sono le 19:45 quando parte l'allarme. La piccola Chloé, 3 anni, non si risveglia da quello che sembrava un sonnellino. Mamma Cinzia chiama il marito e insieme allertano il SUEM. La bimba sta male, una crisi respiratoria. I soccorsi arrivano subito. L'ambulanza, la guardia medica e subito l'elicottero. Sono stati qua 3/4 d'ora, quasi un'ora. La stessa ULSS in una nota ha parlato di un arresto respiratorio nel corso di una crisi epilettica, ma papà Anthony fa alcune precisazioni. Non aveva problemi di epilessia, aveva sospetta di epilessia, non aveva problemi di epilessia, perché non sta prendendo nessuna medicina lei. No. Era seguita da un medico, da qualcuno? Sì, era seguita da Bullo, Trieste. Quindi stava bene? Sì, stava bene. Insomma, aveva dei suoi problemi, però stava bene quel giorno, ieri. Per capire le cause esatte che hanno portato alla morte della piccola è stata disposta un'autopsia. Abbiamo chiesto l'autopsia anche per capire, oltre all'epilessia, se ci sono altre cause magari che non sono state evidenti, ma che magari sono il frutto evidentemente poi di una situazione così drammatica che si è creata. Sconvolta l'intera comunità di Santa Lucia di Piave, dove la famiglia è ben integrata. La scomparsa della piccola Chloe ha gettato nella disperazione, con una partecipazione particolare dei cittadini e alla famiglia, queste tragiche scomparse così giovani ovviamente non possono che essere un'emozione che si diffonde ovunque. A raccontare chi era Chloé, lo stesso papà Anthony, mentre la mamma Cinzia è dietro queste serrande sconvolta dal dolore e assistita dai familiari. Socievole, sorridente, calma, tanto calma lei, anche bravissima come bambino, però. Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga, ha ricevuto il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l'anno. La notizia è contenuta in un articolo del settimanale Oggi, in edicola domani. La lista in cui compare Maso, spiega il settimanale, risale alla fine del 2019 e secondo il suo legale, l'avvocato Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi scorsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.
Vediamo adesso agli aggiornamenti per quanto riguarda il Covid, con uno sguardo subito al bollettino di Azienda Zero arrivato poco fa. Vediamo come sono complessivamente 19.890 i casi positivi nella nostra regione. Si registra meno un caso, questo deriva dal computo tra i casi distribuiti e quelli attualmente positivi, in particolare 2 casi in più a Treviso, 2 a Vicenza e 1 in assegnazione in corso rispetto al bollettino di questa mattina. Vanno però registrati 3 casi in più nelle terapie intensive del Veneto e si tratta di 3 casi positivi. Complessivamente dunque sono 6 pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre resta stabile il numero dei ricoverati in area non critica, come fortunatamente rispetto a questa mattina non si registrano nuovi decessi. E oggi all'ex caserma Serena, ai confini tra i comuni di Casier e Treviso, è stata la giornata dei nuovi tamponi dopo la scoperta di 3 casi positivi al Covid-19 tra gli ospiti della struttura. Nessun disordine, nessuna protesta, viste anche le precauzioni prese per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Gli operatori dell'ULSS 2 arrivano intorno alle 10 del mattino e allestiscono al di là del cancello d'ingresso un gazebo per poter eseguire i tamponi all'ombra. La macchina sanitaria è in movimento già da ieri sera, quando il sospetto che 3 ospiti dell'ex caserma Serena potessero essere positivi al Covid-19 è diventato realtà. Ma questa volta non si sono verificati disordini. Massiccio lo schieramento di polizia, carabinieri, vigili urbani. Ulteriore cautela per il personale sanitario, quella di tenere socchiuso il cancello e far eseguire i 350 tamponi, di fatto sotto gli occhi delle forze dell'ordine, pronte in caso a intervenire. Intorno alle 11 arriva anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, scambia 2 parole con i presenti. Il fatto che per la seconda volta all'ex caserma si siano registrati contagi lo preoccupa. È successo nuovamente, ma mi sembra che questa volta rispetto all'altra volta naturalmente c'è la continuità del controllo, soprattutto che siano e sono controllati sempre, continuamente. Mi auguro che ci sia pochi contagi, che ci sia pochi positivi e che naturalmente si possa poter proseguire con una minima tranquillità. Il timore è quello che possano verificarsi periodicamente qui dei focolai. A denunciarlo a livello parlamentare anche il senatore della Lega Massimo Candura, che di fronte ai nuovi positivi all'ex Serena parla di infelice ma logica conclusione di una pessima gestione dell'immigrazione sui territori che questo governo continua a perseguire, mortificando le comunità. E proprio alla prefettura e al governo si è rivolto da Dossoni il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. È una situazione che così non può essere tollerata, non voglio ritrovarmi ogni mese a dover ritamponare tutti quanti gli ospiti e ricreare situazioni che possono sfociare anche in tensioni, e quindi è necessario che il governo, lo Stato, il Ministro degli Interni faccia la sua parte, intervenga andando a spostare un numero importante di ospiti presenti all'interno della caserma e li sposti in altre strutture, perché così noi non possiamo andare avanti. Naturalmente c'è attesa per gli esiti dei tamponi che non arriveranno prima di questa sera, solo allora sarà possibile studiare eventuali misure, eventuali provvedimenti, tra i quali eventualmente anche una quarantena laddove dovesse essere necessario, proprio alla luce però del risultato dei tamponi. E intanto in corso anche i test in un centro per disabili sempre della Marca Trevigiana. Già questa sera, entro le 22, avremo l'esito di tutti i tamponi, per cui potremo anche vedere cosa poi fare dal punto di vista proprio operativo. I risultati degli ultimi 100 tamponi dei 350 eseguiti in mattinata su ospiti e operatori dell'ex caserma Serena non arriveranno prima delle 22:30. Solo a quel punto, come specifica il direttore generale Benazzi, si potrà avere un quadro complessivo della situazione. 11 gli ospiti del centro di accoglienza che non è stato possibile esaminare questa mattina, ma che verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Difficile risalire all'origine del contagio. Per l'ULSS è il contatto con soggetti che provengono da paesi dove l'epidemia è ancora molto aggressiva, la fonte più probabile. Va da sé che contesti come l'ex Serena sono maggiormente a rischio. È chiaro, dove ci sono assembramenti, dove ci sono strutture che contengono più persone e dove magari il distanziamento è molto più difficile, l'utilizzo della mascherina è più difficile, è chiaro che si possono creare ovviamente delle situazioni a rischio. Di ieri la positività anche di un ospite di un centro disabili trevigiano.
stiamo ogni 30 giorni passando nelle strutture e facendo i tamponi. È stata trovata questa persona, oggi vengono fatti i tamponi a 45 persone, per cui anche qui la situazione è sotto controllo, come 2 signore che sono arrivate dalla Bosnia che avevano dei sintomi segnalati al medico di famiglia, abbiamo fatto i tamponi e adesso stiamo ricostruendo i contatti, quindi anche in questo caso la situazione è decisamente sotto controllo. E c'è un aggiornamento proprio per quanto riguarda il centro per disabili di cui faceva riferimento il direttore generale Benazzi con i tamponi effettuati oggi. Ebbene, i tamponi hanno evidenziato complessivamente 6 positivi tra gli ospiti e 2 tra gli operatori, tutti tranne un ospite ricoverato in malattie infettive sono asintomatici e sono stati posti in isolamento nell'ambito della comunità. Dunque questi gli ultimi aggiornamenti anche per quanto riguarda la situazione in provincia di Treviso. Intanto a Bassano un centro estivo chiuso ieri a causa di un piccolo focolaio di coronavirus, tutti i contatti stretti sono stati isolati e anche qui si attendono adesso i risultati dei tamponi. Se la situazione dei ricoveri ospedalieri da Covid-19 a Bassano in tutta l'ULSS 7 Pedemontana è molto rassicurante, siamo a quota zero, quello che preoccupa è il manifestarsi dei focolai. C'è qui a Bassano un piccolo focolaio che stiamo gestendo, che si è verificato in un centro estivo nel comune di Bassano e è legato a un contatto stretto con una persona positiva che svolge l'attività di educatore nel centro. Quindi il centro è stato al momento chiuso, sarà chiuso per alcuni giorni, si faranno i tamponi, sulla base dell'esito dei tamponi si deciderà quanto allargare la rosa dei soggetti tamponati e quando poter far ripartire le attività del centro. Con i protocolli in vigore, i centri estivi prevedono gruppi di 5-7 bambini per ogni educatore ed è innanzitutto su questi che si stanno concentrando le verifiche, essendo stati a diretto contatto con la ragazza. La persona è compagna di un soggetto, di un maschio che avevamo già dato nei giorni scorsi, è risultato positivo 2 o 3 giorni fa, adesso non sappiamo se sia prima il maschio e poi la compagna o viceversa. Fatto sta che il maschio abbiamo già tamponato tutti i contatti familiari eccetera, tra cui questa compagna che è risultata positiva a sua volta. Lei è preoccupato per l'autunno? Forse addirittura prima dell'autunno, perché per esempio la flessione legata alla stagionalità non esiste. Se devo guardare i dati veneti che guardo tutti i giorni, vedo che le province di Padova e di Venezia e di Treviso sono un pochino più interessate rispetto alla nostra provincia, alla nostra realtà di Vicenza, diciamo. E proprio lì dove ci sono i casi di Jesolo, i casi di Padova, dove c'è, diciamo, assembramento di persone, lì scattano i focolai. Intanto tutti negativi i bambini del centro estivo di Mortise, stavolta siamo in provincia di Padova, le attività riprenderanno lunedì. Un sospiro di sollievo per il centro estivo di Mortise a Padova, tutti negativi i bambini che vi partecipano. L'allarme era scattato dopo che una bambina che frequentava le attività è risultata positiva insieme alla sorellina. L'USL 6 ha concluso i tamponi e così il centro estivo al Parco delle Farfalle lunedì potrà riaprire. Tamponi negativi anche per i genitori e la nonna delle 2 piccole. Situazione sotto controllo anche alla Basilica di Santa Giustina, dove altri 15 frati si sono sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Sembra circoscritto anche l'allarme all'asilo notturno del Torresino, dove un ospite nigeriano che si doveva sottoporre a dialisi è risultato positivo. L'USL ha effettuato 80 tamponi tra operatori e compagni di stanza dello straniero. 72 hanno già dato esito negativo, mentre si è in attesa di conoscere il referto degli ultimi 8 effettuati nelle scorse ore. E ci si prepara intanto, si sta lavorando per il prossimo anno scolastico con le regioni che scrivono al ministro Azzolina chiedendo un incontro urgente per avere certezze in vista della riapertura delle scuole. Sono ancora molte le incognite che riguardano invece le scuole dell'infanzia. Non è più procrastinabile la necessità di avere garanzie di certezza riguardo a risorse, organico e tempistica. Questo scrivono le regioni italiane al ministro dell'istruzione Azzolina chiedendo nella lettera un incontro urgente in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Rientro in classe dunque dopo il lungo stop determinato dall'emergenza Covid, non senza difficoltà e ancora con molte incognite. Intanto il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che il termine per la consegna di 3 milioni di banchi monoposto negli istituti
istituti scolastici è stato prorogato al 12 settembre. Sempre Arcuri ha reso noto che sono a disposizione 2 milioni di test sierologici rapidi per tutto il personale docente e non docente e che saranno i medici di famiglia e le ASL a somministrarli. Se per le scuole elementari, medie e superiori gli scenari per la ripresa delle lezioni si stanno pian piano delineando, ancora poco chiare le modalità con cui i più piccoli nella fascia 0-6 anni torneranno in classe. Manca un contesto, un contorno, di riferimento nazionale. Ecco, ci sta lavorando il MIUR in questo momento proprio sulle scuole dell'infanzia e in generale sullo 0-6, quindi anche sugli asili nido, i servizi prima infanzia. Nei prossimi giorni si attendono le linee guida nazionali, mentre domani è in programma un altro importante incontro tra MIUR e parti sociali sul protocollo sanitario. Un conto sono le linee guida per l'infanzia, per la riapertura dei servizi a settembre, linee guida che attendiamo entro il 31 di luglio, al massimo ai primi giorni di agosto. Un conto è il protocollo sanitario, sia per i bambini sia per i dipendenti. Domani ci saranno riunioni importanti al MIUR con i sindacati. Intanto si vedono le conseguenze della sospensione prima e della chiusura poi delle scuole, soprattutto per le realtà più piccole. Alcune di queste a settembre non potranno riprendere le lezioni. 12 scuole paritarie di ogni ordine e grado, di cui 10 sono scuole dell'infanzia, che ovviamente a settembre non apriranno. Ne attendiamo ancora qualcun'altra, circa 5 o 6 alla volta di fine agosto, come comunicazione appunto all'ufficio scolastico regionale, alla FISMA, eccetera. Non è un bel segnale. È il momento di fermarci adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta con la cronaca, giunta in Sicilia con i barconi carichi di immigrati. 15 giovani nigeriane sono state costrette a prostituirsi per pagare le spese di viaggio a 2 connazionali di 43 e 52 anni, le quali sono state così arrestate dalla squadra mobile di Venezia, che ha indagato altri 10 africani e compiuto 7 perquisizioni tra Mestre, le province di Padova e Verona. Le 2 mamà, a vario titolo, altri indagati sono accusati di favoreggiamento della clandestinità, sfruttamento della prostituzione. L'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia è stata avviata a seguito di un controllo antiprostituzione dei poliziotti lagunari sulle strade di Mestre. Una giovane è scoppiata in lacrime e ha chiesto aiuto agli agenti che l'hanno convinta a fare denuncia. È emerso così un giro di 15 giovani nigeriane tra i 18 e i 23 anni che dal 2018 sono state fatte arrivare in Sicilia sui barconi assieme ad altri immigrati. Il caldo e l'afa si affacciano da oggi anche in Veneto, le temperature sono in rapida ascesa e nel weekend l'indice di disagio legato all'umidità salirà da moderato a intenso. Nei prossimi giorni, informa il centro Meteo Arpav di Teolo, i valori di temperatura toccheranno punte massime fino a 35-36 gradi in pianura, con minime di notte oltre i 24-25. Secondo l'Arpav è probabile che il culmine dell'ondata di caldo causato dall'anticiclone di origine africana si manifesti tra venerdì e sabato. Da domenica invece il quadro meteo cambia con l'arrivo di un fronte che potrà portare sul Veneto maggiore instabilità e possibilità di rovesci e temporali. Abbracciamo l'Italia in bicicletta lungo l'Italia, appunto per beneficenza, in viaggio con Loretta Pavan, ex imprenditrice, per raccogliere fondi per l'associazione Amici del Quinto Piano dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Loretta Pavan, 59 anni, ex imprenditrice, oggi ciclista per passione, per beneficenza, pronta per la nuova sfida Abbracciamo l'Italia in aiuto degli Amici del Quinto Piano Ospedale San Bortolo di Vicenza, associazione che raggruppa ex malati oncologici, familiari e amici. Un viaggio lungo lo stivale, isole comprese. Questo percorso che farò questa volta effettivamente è il più impegnativo di tutti, perché 7.000 chilometri, 40 giorni ogni giorno in bicicletta. Ovviamente ci tengo in modo particolare a dare questa possibilità da raccolta fondi per gli Amici Quinto Piano, perché effettivamente supporto psicologico mai come in questo momento c'è bisogno di sostenere. 7.000 chilometri con un dislivello di 70.000 metri da affrontare, partenza lunedì 3 agosto proprio dall'ospedale San Bortolo per rientrare sabato 12 settembre, al suo fianco il marito Giorgio. Il suo è un percorso che nasce da una storia personale di sofferenza. Mi sono malata di cancro
avevo perso 2 sorelle di cancro, sì che per me era impossibile che dire ce la faccio. Invece la fortuna ha voluto di incontrare degli amici ciclisti che mi hanno detto dai, sali in sella e vieni via con noi. E così, pedalata dopo pedalata, ha raggiunto Caponord, Tarifa, le Repubbliche Marinare. Dalla vicenda personale all'aiuto a chi come lei ha affrontato il tumore e gli amici del Quinto Piano. Associazione nata nel 2011 portando la musica e la danza come conforto per arrivare al 2017 ad aprire un ambulatorio di terapia alimentare e nel 2018 il servizio psicologico empatico solidale. Lo sport si unisce alla solidarietà e devo dire che Loretta ha una forza d'animo, una energia positiva che riesce a trasmettere a moltissime persone che frequentano il Quinto Piano. Noi abbiamo sposato la causa di Loretta, l'abbiamo sposata appieno, condividendo anche col Motoclub Polizia di Stato la sua ottima iniziativa, il suo evento che alla fine comunque è a scopo benefico e un aiuto per chi è stato colpito. Essere felici anche attraverso la magia. Entra nel vivo il Festival di Arte Magica a Treviso con lo spettacolo della felicità che si è tenuto oggi a Santa Caterina e che domani sera sarà trasmesso sulla nostra emittente Antena 3 a partire dalle 21:15. A spiegarci il segreto della felicità è proprio il protagonista dello spettacolo, il mago Walter Rolfo, uno dei più grandi illusionisti sulla scena mondiale. La magia è un'arte che insegna a vedere la vita in modo diverso, ci sono infinite realtà davanti a noi e la magia costruisce realtà e ti insegna a scegliere la migliore, quella che in qualche modo ti fa stare meglio. Stare meglio attraverso la magia, stupire e stupirsi, tornare bambini. È approdato all'Auditorium di Santa Caterina lo spettacolo della felicità, evento clou del Festival di Arte Magica voluto da Comune di Treviso e Centro Marcabanca, accanto a tanti soggetti del territorio. La magia come veicolo di felicità, soprattutto dopo mesi difficili. Già, ma qual è il segreto della felicità? Il primo segreto per imparare a scegliere felici è partire dal presupposto che la felicità non è una conseguenza ma è una scelta. Quasi sempre noi promettiamo la parola se alla nostra felicità. Io sono felice se mio figlio va bene a scuola, se mi danno l'aumento, se Juve, Toro, Milan, Inter, Napoli, bla 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 vincono lo scudetto. Io quasi sempre sono felice se qualcuno fa qualche cosa che mi renda felice. In realtà la felicità è il piede con cui ci alziamo al mattino, dal letto. Ma dal mago Rolfo, uno dei più grandi illusionisti al mondo, arriva anche un altro consiglio. Il secondo segreto per essere felici sono le persone di cui ci circondiamo. C'è una ricerca molto interessante di Harvard che ha dimostrato che la felicità non dipende dai soldi, dal lavoro che facciamo, dal ceto, dal censo, dalle macchine che abbiamo, ma dipende soltanto dalle persone che abbiamo attorno. È proprio lo spettacolo della felicità giovedì sera in anteprima assoluta alle 21:15 su Antena 3 è da vedere con le persone che ci fanno bene, uno show per tutte le età, così come gli eventi in programma dalle prossime ore nei luoghi più belli di Treviso, sempre con Walter Rolfo e altri grandi illusionisti come Andrea Boccia, Francesco Fontanelli, Vanni De Luca. Antena 3 li proporrà venerdì e sabato sera, sempre in prima serata, eventi unici, parola di mago. Vi consiglio assolutamente di seguirci perché sono consigli pratici e concreti per vedere la vita in un modo diverso. Dunque giovedì, venerdì e sabato su Antena 3 dalle 21:15 la grande magia. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Prosegue la fiammata africana sul nostro territorio, bel tempo e caldo afoso. Vediamo il dettaglio di giovedì 30 luglio. Sul Veneto prevale la stabilità atmosferica con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo velato un po' su tutte le province della nostra regione. Durante le ore pomeridiane rischio di temporali sui monti, localmente fin verso le pianure circostanti. Come detto, clima molto caldo con temperature minime fino a 25 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi all'incirca.
Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo terso e limpido. Nel pomeriggio locali acquazzoni sulle Alpi. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime sui 33-35 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, salvo per isolati rovesci al pomeriggio, possibili un po' su tutta la regione. Temperature minime sui 21-22 gradi, massime intorno ai 34-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.